Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. E amici e amiche alla visione all'ascolto, buon pomeriggio, appuntamento con linea diretta friulitv.net. Quest'oggi abbiamo valicato non solo i confini del tagliamento, ma siamo andati oltre oceano. Infatti, come vedete sulla mia sinistra, anzi nella mia destra, oppure alla vostra destra se guardate dai teleschermi, abbiamo in collegamento direttamente dagli Stati Uniti, da Washington per la precisione, Eleonora Costantini, che come capite dal cognome insomma c'entra qualcosa con chi vi parla, chiaramente mia nipote, ma così abbiamo voluto approfittare della sua presenza da più di un anno e mezzo negli States per sentire da lei fare un po' un'analisi, come funziona la vita da quelle parti, ma soprattutto capire anche la presenza di un europeo direttamente oltreoceano e via dicendo. Insomma, la solita chiacchierata di 10 minuti, un quarto d'ora. Chiaramente il collegamento audio è perfetto perché si sente bene il ritorno, un po' il video dobbiamo un po' fare di virtù di quello che passa. Allora, Eleonora, innanzitutto, che ora è di preciso dalle tue parti? In questo momento sono le 9:30 di mattina qua, quindi siamo 6 ore indietro rispetto all'Italia. Avete 6 ore di ritardo rispetto a noi perché addirittura erano 7, no? Quando c'era il discorso relativo all'ora legale, no? No, quella volta 5. Addirittura 5 ore, adesso avete un'ora in più voi rispetto a noi. Senti, allora, tu ti trovi per la precisione, sei a Washington, però dove sei tu non è Washington, no? No, io sono comunque all'interno di Washington DC, sul confine per entrare nello stato della Virginia. Dunque Però sei rientro, diciamo. nella cosiddetta zona neutra in un certo senso. Sì. Ecco. Senti, allora, com'è nata la tua esperienza negli Stati Uniti? Allora, io, vabbè, mi sono sempre appassionata alla lingua inglese, quindi mi sono sempre informata per fare esperienze all'estero. Purtroppo fare scuola costava troppo e quindi non sono potuta venire prima. L'unico modo ho scoperto tramite professori e anche online era di fare la ragazza da pari, è il programma che sto facendo ora, che ti dà l'opportunità di stare fino a 2 anni, però con un minimo di 1 anno negli Stati Uniti e vivi in una famiglia, ovviamente lavori per loro prendendoti cura dei bambini e vieni pagato e tutto e hai il visto, sei super legalissimo negli Stati Uniti, è tutto ok e hai l'opportunità di viaggiare, ovviamente vedere posti. L'unica pecca, devo dire, che nel tuo secondo anno, in questo caso io adesso non posso lasciare gli Stati Uniti oppure non posso rientrarci più. Nel senso che una volta che ti scadrà il permesso dovrai gioco forza rientrare da noi e poi soltanto in un secondo momento, qualora troverai un lavoro di nuovo da quelle parti oppure in visita turistica potrai, come si dice, fare ritorno. Però so che c'è un veto, no? C'è un periodo abbastanza lungo per poter rientrare, poi non è che puoi rientrare tra 6 mesi, ipotesi, no? Posso rientrare subito solo col visto turistico, se voglio richiedere altri visti, per esempio se voglio richiedere lo stesso visto che io ho adesso, che è il visto J1, devo aspettare 2 anni. E altrimenti se no, appunto come hai detto tu, per quanto... Ecco, innanzitutto, allora tu hai spiegato un po' come è nata la tua esperienza americana, allora come ti trovi negli Stati Uniti, che differenza c'è, ad esempio, quello che vediamo noi qui nel vecchio continente tra cinema, TV e altro, rispetto alla realtà vissuta da te in loco? Allora, dipende ovviamente, di certo se pensi ai film d'azione o di spie, CIA, cose del genere, non è assolutamente vero, non li vedi in giro. Sicuramente esistono, solo che non è come nei film.
Per il resto io mi trovo benissimo, ovviamente, non ho ormai nessun problema. Non è facile ambientarsi all'inizio, non è stato facile perché comunque tutto è diverso e ogni volta che vai a fare una cosa che pensi: "Vabbè, l'ho già fatta in Italia, so come funziona", poi arrivi qua ed è tutto diverso, quindi è stato comunque abbastanza difficile. Però in questo momento comunque anche solo il dico andare a guidare qua all'inizio le strade, comunque è una grande città, io guidavo, se va bene, a Corno di Rosazzo e a Udine, quindi per farci capire non è che sono andata a guidare in grandissime città e non è stato facile, però adesso che conosco le strade, so dove andare e come fare, ho la patente e tutto, insomma è più facile. Chiaro. Senti, ma come distanze, così tanto per fare un po' un esempio, tu il centro diciamo, di Washington rispetto a dove abiti, sono gli stessi chilometri, ad esempio, dal centro di Udine alla tua vecchia abitazione di Corno? È Come più dimensioni? vicino. Leggermente più vicino. Penso sì, più vicino, perché comunque io, ripeto, vivo all'interno dello stato del distretto della Columbia, quindi non è troppo grande come distretto e penso che siano circa un 15 chilometri da casa mia. Infatti in bici è mezz'ora massimo se vuoi andare in bici in centro. Beh, più o meno come da qua a Udine, non è che scambi come In distanze, bici? insomma. In Scusate, bici io in qualcosa bici di penso che ci metterò di più. un 40 minuti, una buona pedalata ci arrivi, insomma, no? Come si dice. Senti, allora, hai detto che gli Stati Uniti più o meno sono uguali come dalle nostre parti, cioè che parlano tanto di questa grandezza, no? Questo mito americano. Tu hai avuto occasione non solo di vivere nella zona di Washington, ma girare sia all'East Coast, addirittura arrivare alla West Coast e alle montagne, no? E allora così, in questo anno e mezzo, cosa hai visto di particolare rispetto a quello che pensavi di trovare? Allora, devo dire che ho trovato quello che mi aspettavo, nel senso che comunque immaginavo appunto queste città piuttosto grandi, gente super patriottica. L'esempio, quasi tutti i miei vicini hanno la bandiera americana fuori, bella grande, come se non sapessero che come se la gente non sa che la gente che vive qui è americana, ma okay. E niente, cioè comunque tutto è stato sono arrivate alle mie aspettative, nel senso che le città erano proprio come me le aspettavo, da stato a stato, ovviamente gli stati sono grandi, quindi ovviamente cambia tanto, e quindi tu passi da uno stato che magari è caldissimo, estate quasi tutto l'anno, a uno stato che fa freddo quasi tutto l'anno, basta andare da California a stato di Washington, già cambia tutto, temperature e visione delle cose ovviamente, cioè spiagge a montagne proprio. Quindi è bellissimo per me. Certo. No, insomma, ti sei subito adattata, dai, tanto per essere chiari, non hai avuto quei famosi Sì. problemi di adattamento. No, no, ero preparata, insomma era da anni che volevo fare questa esperienza, quindi mi ero informata bene prima di venire. Ecco, ricordiamo che oltre diciamo, ruolo che svolgi di assistente domiciliare, babysitter, dai, tanto per essere chiari, ne hai approfittato, come hai detto, per migliorare la tua qualità dell'inglese, non solo, no? Sì, assolutamente. Io comunque ho fatto lezioni, ho fatto corsi di inglese e corsi anche di spagnolo, che ho fatto che spesso e volentieri le ragazze che vengono a fare questo programma hanno proprio un'esperienza con l'inglese che è super basica, mentre io comunque avevo già un buon livello, per cui mi sono sentita di poter studiare anche un'altra lingua e ho iniziato a fare qualche corso di spagnolo basico anch'io, e poi ovviamente tutte le ragazze gli amici che ti fai qua spesso e volentieri sono ragazze alla pari anche loro, e quindi ovviamente si parla in inglese tra di noi perché vengono da tutto il mondo, e così è migliorato tanto. Certo. Come ci vedono gli americani noi? Nel senso, hai notato qualche disagio verso i nuovi arrivi? O i nuovi arrivati, Allora, nel tuo caso? certo, parlo degli italiani perché ovviamente non so bene rispetto ad altri paesi, però gli americani ci amano, non hanno nessun problema con gli italiani, anzi ci immaginano quelli sempre alla moda, un po' stereotipati, però va bene, sempre alla moda, no? Che mangiano benissimo, che sanno cucinare tutti, che sono simpatici, che hanno voglia di far festa. E quindi non ho mai avuto problemi. Devo dire purtroppo che sono molto ignoranti riguardo la cultura italiana e europea in generale, quindi se ne escono con un "ma è vero che" e spesso e volentieri non è per niente vero.
e quindi così. Senti, ma tu hai già cominciato a sperimentare i nostri cibi agli americani oppure ti hanno messo un veto? Nel senso, magari ti fermano pizza e mandolino, tu gli rispondi no, sbruada e musetta, tanto per rimanere nella tua Made in Friuli, no? No, assolutamente. Io, se potevo, gli ho cucinato una bella carbonara, comunque gli ho fatto dei buoni piatti italiani veri, perché qua ci sono i ristoranti italiani, ma spesso e volentieri non sono proprio veramente italiani, no, o comunque cambiano, ti fanno quella pasta che chiamano qua Alfredo con il pollo, per dire che noi il pollo non lo mettiamo nella pasta, che non è male, devo dir la verità, però comunque non è vero italiano, non è tradizionale. E quindi io quando li ho cucinato io, ovviamente son tutti rimasti super piacevolmente sorpresi e ancora più invogliati nel venire a visitare l'Italia. Certo. E altre particolarità che sono emerse, sempre sposando, diciamo, la tradizione e la cultura italiana negli Stati Uniti, cosa hai riscontrato? Mh. Direi che cioè nel senso, le cose basiche le sanno, quindi non lo so, mi ha fatto ridere, dico un aneddoto che loro pensavano cioè un ragazzo mi ha detto che lui era convinto, sul serio, che in Italia in generale ci si spostava in barca e io pensavo che intendesse a Venezia. E lui invece mi ha spiegato che cioè, lui era seriamente convinto che in generale in Italia ci si sposta solo in barca, che noi non abbiamo l'auto, non lo so. Mhm. E Pensava che quindi era tutto mare, insomma, quello il discorso. sì, Mhm. un po' strano. Vabbè, sono così, non penso altro. Senti, un'altra domanda che volevo farti, e rimaniamo proprio sulla cronaca in questo caso. Anzi, prima di farti questa domanda, non ci sei solo tu per quanto riguarda il territorio del Friuli Venezia Giulia, ragazze o ragazzi presenti negli Stati Uniti, ma ci sono altre tue coetanee, no? Se non ho capito male. Sempre nell'area di Friulane Washington. intendi? O Sì, sì. italiane? Italiane e Allora, friulane, insomma. di ragazzi italiani ce ne sono tante. Prima particolarmente so che ne ho viste alcune, però non le ho conosciute personalmente, però ci sono, certo. Con cui hai già contatti, frequenti queste persone, vi trovate ogni tanto? Certo, la maggior parte io proprio per avere uno scambio culturale completo ho cercato di avere più che altro amici internazionali. Non mi son fatta, devo dire, grandi amiche italiane, però alcune le ho conosciute e ci scriviamo qualche volta. Chiaro. Senti, come attività sportiva, oltre al baseball, al football, ai loro sport un po' particolari, un po' meno praticati dalle nostre parti, come vedono i nostri sport negli Stati Uniti? So che il calcio dato è molto praticato tra le donne, non a caso gli Stati Uniti negli ultimi anni Sì. sono campionesse del mondo e hanno anche il titolo olimpico. Sì, confermo, esatto. Il calcio viene molto visto e praticato anche nelle scuole, elementari e medie. Viene consigliato spesso e ho visto ragazzini, insomma, o bambini giocarci, ma anche giovani adulti, cioè comunque ci sono quasi sempre delle squadre di calcio anche nelle scuole superiori, non solo appunto noi pensiamo più che altro football o baseball. Mhm. Però spesso e volentieri sono anche di calcio, devo dire, sono stata piacevolmente sorpresa di ciò. Infatti quando sanno che sono italiana, la maggior parte dei ragazzi chiede: "Ah, ma quindi tu cosa tifi?" Delle squadre italiane di calcio. E quindi no, no, lo praticano. A te hanno chiesto di giocare anche a te oppure hai rifiutato? No, mi hanno chiesto di giocare anche a me, ho giocato a volte, abbiamo fatto partite. Ma dove hai giocato? In porta o fuori? Fuori, difensore. Hai giocato, dunque mantieni la tradizione di famiglia, insomma, no? Ma hai fatto l'esterna o il centrale, tanto per essere chiari? Cioè hai giocato esterno destro, sinistro o centrale? Non lo so zio, un po' a caso, ti dico la Boh, comunque verità, sempre non son troppo dietro, esperta. boh, giocavi sempre dietro comunque, no? Mantenendo chiara la tradizione di famiglia, non a caso i nostri sia dal nonno, tuo papà, io e via, ma anche gli altri nostri parenti, insomma, sono nati difensori per eccellenza, non c'è qualcuno che giocava magari a centrocampo o in avanti. Senti, restiamo invece sulla cronaca, no? Perché il 3 novembre c'è stato il voto delle elezioni del nuovo Presidente degli Stati Uniti, c'è ancora un po' di confusione, non si capisce bene. Negli ultimi giorni, devo dire la verità, di Trump non arrivano notizie da queste parti, un po' sparito dai radar. Ecco, l'aria che tira da quelle parti invece? Allora, aria di festa devo dire quasi tutti, perlomeno il giorno in cui è stato confermata l'elezione di Joe Biden,
qua a Washington DC c'era praticamente tutta la città in centro e non ho mai visto il centro così pieno da quando sono arrivata, neanche prima, parlo prima della pandemia, non c'era mai così tanta gente a festeggiare. Purtroppo ci sono stati comunque ancora tanti persone che continuavano a protestare in centro dopo aver comunque confermato l'elezione appunto di Joe Biden. Anche qua Trump comunque non si fa sentire, qualche volta ha fatto un paio di conferenze, ma sempre molto in generale, non si permette più secondo me di dire troppo, perché non è più sicuro nemmeno lui, non come lo era prima, no? Di tutta l'elezione generale. Ha continuato a protestare, no? Ha continuato a dire che ricontino i voti, ma ovunque l'hanno fatto hanno scoperto invece che c'era ancora più voti in verità per Joe Biden che per lui, quindi sempre piuttosto imbarazzante e secondo me ha un po' sta cominciando ad accettare la sconfitta. Allora diciamo che si è messo un po' la testa a posto anche lui, dai. Speriamo. Ma ancora quella pettinatura strana, no? C'è sempre quasi un gatto in Ovvio, testa. il parrucchino. No, ha un po' del gatto, insomma, in testa, no? E allora diciamo che piano piano Joe Biden praticamente questo mese qua, no? Se non sbaglio, ha già fatto comunque delle presentazioni della nuova squadra e poi a metà, verso fine gennaio, ci sarà l'insediamento ufficiale per l'avvio, no? Del Sì, cambio cioè, di casacca. devono aspettare il 14 dicembre per la corte per confermare, no? Appunto il tutto e dopo il 20 gennaio c'è proprio l'inaugurazione. Chiaro. Senti, invece il tuo rapporto con la famiglia dove convivi, so che è una famiglia di italo-americani, no? Sì, la madre è italiana, il padre è americano. Io ovviamente mi trovo benissimo, non ho mai avuto problemi. I bambini parlano in italiano fluente proprio, quindi nessun problema, io parlo in italiano con loro. E mi diverto perché ovviamente alcune parole se le inventano perché magari non le sanno o i verbi a volte non sono proprio quelli giusti, però è molto divertente. Ripeto, non ho mai avuto nessun problema, mi son subito trovata come in una seconda famiglia proprio, mi hanno accolta e si preoccupano per me, quindi mi son trovata proprio benissimo. Ecco, avevi detto appunto la mamma è italiana puro sangue perché arriva originaria dalla provincia di Napoli, no? Se non ricordo male. Sì, Almeno l'altra volta esatto. quando ho parlato, l'anno scorso, tra l'altro a Natale ci eravamo visti. Mentre Sì. il capofamiglia è proprio USA al 100%, no? Sì, esatto, lui proprio è nato e cresciuto qua. Tu abbiamo detto fai l'assistente domiciliare, nel senso fai la babysitter, ma non ti limiti soltanto a controllare, cioè come hai detto aiuti i bambini anche a parlare la nostra lingua, li stai seguendo anche a livello scolastico, so che ti avevano chiamato nel periodo pre-Covid anche a scuola, no? Per fare qualche parlata così anche con gli altri compagni di classe per far conoscere, no? Anche la nostra lingua, no? Le particolarità e le varianti applicate all'interno della grammatica italiana. Certo, io più che altro, li aiuto appunto nella vita di tutti i giorni, quindi gli preparo anche il pranzo ai bambini, li seguo con la scuola adesso che la fanno online e prima ho aiutato perché la madre dei bambini è insegnante di italiano qua in una scuola media e quindi sono andata spesso e volentieri anche a scuola con lei la mattina e l'aiutavo comunque a fare un po' di conversazione con i suoi studenti e sono stati davvero sono molto bravi. Certo, questa è una cosa importante, no? Vuol dire che anche c'è del tuo in mezzo, possiamo dire, no? Certo. Ecco, passare da una scuola professionale come hai fatto tu, 5 anni, insomma, allo Stringer a Udine, e poi all'improvviso entrare in un mondo un po' particolare, quello della psicologia, tra parentesi, applicata, che non c'entra nulla su quello che hai studiato, però sono, come si dice, due cose parallele che in certi momenti tutte e due si uniscono per portare a casa il prodotto finito, no? Vero, confermo. Certo. Senti, per concludere questo collegamento, nostalgia dell'Italia oppure più tardi possibile? No, allora sicuramente dopo anni che sono qua mi ha fatto apprezzare di più l'Italia e il Friuli ovviamente, quindi assolutamente nostalgia, sono contenta di tornare quando finirò il mio anno a giugno-luglio 2021, quindi sono contenta appunto di tornare, però allo stesso tempo ovviamente so che avrò nostalgia poi anche degli Stati Uniti una volta che sarò tornata.
questa è la cosa importante. Beh, comunque parliamoci chiaro, oggi con gli strumenti moderni le distanze praticamente si annullano, no? Perché in pochi istanti Sì. possiamo tranquillamente vederci, parlare, anche se è partita in un posto X, non sappiamo di te, nessuna notizia e via dicendo. Grazie ai nuovi strumenti, insomma, i social e via dicendo, abbiamo praticamente, non dico minuto per minuto, ma almeno 2 o 3 volte alla settimana ci si può sentire o ci si scrive o ci si vede. Questa è una cosa importante, che per non perdere le radici della vecchia patria e soprattutto della zona del Manzanese o Corno di Rosazzo, come sei tu in questo caso, come il tuo paese d'origine. Ma ti senti ancora con qualcuno oltre ai familiari? Cioè ancora contatti con i tuoi amici a Corno oppure si sono un po' persi per strada? No, devo dire che ho mantenuto praticamente le amicizie più strette, ovviamente ho mantenuto un bel po' i contatti con loro e sono contenta di ciò ovviamente. Quindi, come hai detto tu, ormai con i social e internet in generale è molto più facile, quindi magari non è appunto ogni volta, anche una volta a settimana è già troppo a volte, quindi ma mettiamo una volta al mese, però si rimane in contatto e sono sicura che poi quando tornerò in Italia ci rivedremo. Senti, per concludere, proprio poi ti lascio. È giunta una notizia di gossip da queste parti, non so chi l'ha fatta filtrare, forse il satellite o qualcosa del genere. Insomma, come sta andando? Così mi Cosa dicono, eh. intendi? Non so, io non Nintendo e nemmeno in camper. Così mi è arrivata una notizia di gossip. Allora, sai che qua c'è Barbara D'Urso che mi sta pressando da 2 giorni. Gli ho detto quando tornerai in Italia te la presenteremo. Senti, mi è arrivata questa notizia di gossip. No, è vero, se intendi ovviamente il fatto che mi sto frequentando con un ragazzo americano, è la Mm. verità, quindi tutto bene. Tra l'altro altolocato, così sempre, ripeto, dalle notizie che mi sono giunte in via satellite. Vabbè, altolocato, insomma. Mm. Che ha delle conoscenze importanti, questa è la cosa da Ha dire, delle insomma. conoscenze importanti, certo, Mm. certo. Visto l'andamento come sta funzionando in Italia, non si sa mai, perché qualcuno potrebbe Hai chiamare e dire ragione. "Oh, che com'è, no?" Il quarto Hai potere è ragione. sempre dietro l'angolo. Senti, Leonora, allora io ti ringrazio, ti lascio perché da te, come hai detto, sono le 9:30, quasi le 10 del mattino, devi iniziare anche tu a lavorare, perché hai impegni importanti anche in questo fine settimana. Andrai a sciare il periodo di Natale, vi sposterete nelle montagne rocciose, là, non so, verso Vail, l'anno scorso mi avete fatto vedere, No, rimanete l'anno come scorso avete. siamo andati in Canada o comunque volevano andare, però purtroppo rimarremo per la pandemia, no? Rimarremo qua e sicuramente andremo a pattinare sul ghiaccio, ma niente sci. Ma voi, poi ti lascio, voi avete delle restrizioni come da noi, oppure potete girare tranquillamente senza nessun problema? Cioè avete dei No, DPCM come in Italia? l'unico obbligo è della mascherina e alcuni stati hanno l'obbligo che se entri nel loro stato devi fare quarantena di 14 giorni, ovviamente sta a te, perché alla fine non è che ti controllano a casa, però sanno che la gente rispetta queste cose, quindi si fidano e non Mhm. c'è nient'altro. Insomma, nel classico spirito americano, usiamo questo concetto. Sì, Dunque, libertà, freedom a 360 gradi in un certo senso. Senti, assolutamente, non faranno mai restrizioni come in Italia qua. bene, allora noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e per quanto ci riguarda personalmente prima ti ha salutato anche la nonna, ti risaluto ancora adesso che mia mamma che sta guardando nel dietro le quinte, ma prima di andare in diretta in bassa frequenza gli ho passato microfono e tutto, così sono scambiate anche loro due un po' di impressioni, saluti e via dicendo. Se non ci sono altre novità noi ci sentiremo comunque nel corso della settimana tramite WhatsApp, messaggistica e via dicendo e poi chiaramente Natale per i saluti di rito. Ok? Come si dice Mandi in inglese? See you later. Bene. Auf Wiedersehen. Saluti dalla Ciao a lontana provincia tutti. dell'Impero. Ciao e alla prossima. Adesso facciamo partire la sigla e poi la linea torna alla rete. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio.
aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.